in collaborazione con Allora siamo qui alla Villa Trepanoce, casa Zanotto, dove inizierà una trasmissione di cucina del nostro maestro. Però è arrivato qui Ruggero Carraro, che ci ha portato il ben di Dio, mi hanno detto. Certo. Ciao Ruggero! Ciao, che buongiorno Bruno. Giornata. Ciao maestro, buongiorno. Ma che bellezze che ci porti! Ciao Anna! Anna, ciao! E allora, cosa dici? Ci hai portato qualcos'altro? Ho portato, tanto il bello, una bella donna e una bella macchina. Poi ci parlerai qualcosa di questa macchina, no? Ti ho portato cose buone che servono ad Armando. Vediamo. Miseria, quanta roba bella. Vai Armando, cosa dici di questo? Cosa sono? Abbiamo questi fagioli che sono al termine della stagione e che sono qualcosa di eccezionale perché sono molto leggeri, Poi non ti dico di questi fagioli, caro Ruggero, sai che questi fagioli sono i maestri cantori di Norimberga in una musica di sapori, perché trasmette musica, fa muovere le palestre e quindi allieta anche il palato che quindi così mangi ti sente parfum, Ruggero, parfum vibrare le papille gustative. E poi ci ha portato i bibanesi del nostro Armando, no? Sì. Da Re. Che è sempre splendido, come lo sei te, che ci vieni in aiuto a queste Grazie. nostre trasmissioni. E poi, che dire, Ruggero, queste ricette che vengono fatte con questi fagioli, che, come ti ripeto, è la regina delle nostre minestre venete, non possono mancare, no, quel nettare della nostra terra che ci onora e che ci fa, come dire Ruggero, inebriare le papille gustative. È una cosa meravigliosa. Quindi qui abbiamo anche questa cara fanciulla che può descrivere un po' questo vino con queste ricette. Ti ho portato un po' di vini diversi, così possiamo sbizzarrirci negli abbinamenti. Certo. Dai vini fermi all'immancabile prosecco superiore. Purtroppo se Ruggero, quel prosecco là, è la fine del mondo, perché te lo beve e ti fa solletico al palato. Ma guidare con prudenza. Con prudenza, sì. È quello, con la prudenza che si guida, bisogna avere, no, una macchina così importante, che è lei che se magari te gabbe vumbi, cerde, pide prosecco, è lei che ci guida, caro, è lei che è proprio vero. Facciamola spiegare Sì. Chiudi pure e spiega la macchina. Questa è la nuova EQE SUV completamente elettrica e proprio come dicevi Armando ha della strumentazione che addirittura controlla se uno è stanco, se si addormenta. Non mi racconti bugie? No. E quindi, sono in ritardo per questa tecnica così. Sì. È una delle vetture della gamma elettrica di Mercedes. Oggi abbiamo 7 modelli e questa è proprio l'ultima arrivata. Una vettura con 540 km di autonomia, caspita, completamente elettrica. E il futuro, voglia o non voglia, è questo. Pian piano ci troveremo a guidare queste vetture elettriche. Questa stella è raggiata dal sole, qualcosa di favoloso. Qui poi in questo posto splendido, che assolutamente le stelle stanno bene. Noi ci teniamo le bellezze, ci teniamo l'auto, ti salutiamo. Grazie. Ciao. Ciao Anna. Ruggero, grazie. Maestro.
Bene, siamo Armando. Ma sei lontano oggi. Ti vedo lontano. Sono vicino a una stella. Abbiamo un ospite che è straordinaria. Una bellezza del territorio, come tu vuoi rappresentare nelle tue ricette le bellezze del territorio. Oggi rappresenterai una bellezza del territorio che sa più di pancia, ci piace perché è qualcosa di veramente bello. Lei l'abbiamo portata perché qui dietro ci sono le manzane e lei è una sommelier, Armando, una sommelier. Chi meglio di lei mi abbina il vino rappresentare il suo vino al piatto? Ah, certamente. Ecco, allora, intanto ciao, come stai? Bene. Bene, ciao Armando. Ma i convenevoli sono... Adesso dimmi te, poi facciamo parlare anche lei. Che cosa ci hai preparato? Allora, care amiche e amici, buongiorno innanzitutto. Ah già, non li abbiamo salutati, ciao. Quindi noi siamo oggi qui per rappresentare una regina delle nostre minestre. Quindi questa regina delle nostre minestre si può presentare in tanti modi. Io vi faccio un elenco così perché sennò qua non si finisce più. E oggi vogliamo far, caro Bruno, la nostra regina delle minestre nostre, i fagioli. Perché? Perché adesso, caro Bruno, qua vicino a te, c'è i fagioli in tega, bravo, in dietro mi piace qualche volta che ti esce, non sempre in italiano. No, il dialetto, ma sa anche io il dialetto. Quindi adesso dura poco, abbiamo questi fagioli in tega, nel suo baccello, che ha una sensibilità. Mangiare questo fagiolo fresco a questa stagione non è di meglio, è molto più leggero di quello secco, ha una delicatezza unica, la sua pelle, diciamo che lo avvolge, diventa dopo la cottura una crema. E quindi meglio di oggi, meglio di questo periodo, non esiste presentare questo fagiolo. Il fagiolo, diciamo, ci presenta, caro Bruno, nella pasta ai fagioli, e la pasta ai fagioli, se tu vedi, se deve mettere dentro quei mal tagliati là, vedi tu, guarda, quei mal tagliati là devi mettere dentro, perché allora ti mangia sta pasta ai fagioli, con sto tocco di pasta dentro, e se poi proprio, se te vuole, no, fa una variante, i piccoli sobiutin, ecco un'altra variante, una volta chiusa, no? E questi invece? No, aspetta che finiamo qui i fagioli qua. Sì. Dopodiché questa minestra con i fagioli così, ovviamente, cosa si può fare con i fagioli? Allora si può fare un risotto con i fagioli, si può fare un passato di fagioli con i funghi porcini, che è la stagione adesso. Anche a questo si abbina molto molto bene. Questi ingredienti, la carota, il pomodoro, il sedano, l'aglio, la pasta ce l'hai detta, sono dei componenti del primo piatto che ci vuoi presentare. Tu devi dirmi, caro Bruno, quale di questi piatti che tu vuoi che io presenti con i fagioli. O le tagliatelle, pappardelle larghe con i fagioli, asciutta con esempio, non so, una pancetta croccante che quando che ti mangia questa crema di fagioli con i fagioli dentro ti senti truc nel tuo palato. Le croste del formaggio. Sì. Anche qui, no? Allora tu devi dirmi, se vuoi che ti presento la ricetta della pasta ai fagioli, se vuoi che ti ricetta della pasta ai fagioli. Bene, allora andiamo tranquilli, care amiche e amici, dobbiamo avere lo scalogno, eccolo qua, lo scalogno. Quindi si fa un tritato di scalogno, dopodiché se lo fa passare su dell'olio vergine, neppure baciato, olio evo. Neppure baciato. Ecco, olio evo. Dopodiché, appassita questo scalogno, si aggiunge i fagioli sgranati, no? Ma se mette dentro questi? No, i bacelli no. Ah no. E me li arricchisci con una cipolla
una carota tutta peala e te la metti dentro. Una gamba dove sedano, no? Tutto trità? No, siamo intero questo e anche questo. Solo trità? Solo la cipolla. La seola. Solo scalogno tritato, no? Sì, scalogno. Dopodiché, se proprio ti dice, ma mi piace sentire il sentore dell'aglio, e ora te metti uno spicchio d'aglio scamiciato che poi lo togli. Prosegui la cottura coprendo i fagioli di acqua e prosegui molto piano come che fa le nostre mamme, le nostre nonne care, che quindi mi metteva su sta pignata là e faceva pipar, pluf, pluf, e la sia là con calma finché gli veniva che era qualcosa di delizioso. Ciò adesso, caro Dio, care amiche, gli ha inventato che somigli quella cottura, sai, quella cottura che poi ti vai per inventare chissà chi, ed è la cottura lenta che fa le nostre nonne. Una, raggiunto la cottura di questi fagioli, cosa si fa? Se ciappa un schinza patate, ti metti dentro una parte, ti schinza, una parte di fuori schinzai e ti lasci interi, che si forma un po' di legatura. Ovviamente cuocirai la pasta a questi fagioli e quando la pasta è cotta sarà l'olio evo, queste gocce di olio evo che le circonda. Vergine. Sì, ovviamente. Piccolina. E neppure baciato. E quindi mangerai questa pasta e fagioli che le un splendore. Sì, ma tu oggi guarda, ti tieni proprio dentro a limiti. Paio, un angelo qui vicino. No, ma l'angelo deve trasmettere l'abbinamento a questa pasta. È per quello che parli che così. Lei è un sommelier, quindi meglio di lei. Beh, allora, che vino potremmo abbinare qua? Voi allora, te lo io prendo? qui... Te lo prendi? Te lo prendo. Va bene, grazie. Lo prendo. Mi sembra che mi hai detto Il che Cabernet. Che è questo qua. Sì, così ve lo presento mostrandovi anche la bottiglia. Io ci abbinerei un Cabernet. Che cos'è? È un 50% Cabernet Franc e un 50% Merlot. Quindi il Merlot gli dà un po' la dolcezza al Cabernet Franc delle nostre zone, che è bello erbaceo. E secondo me si può abbinare molto bene a questo piatto, i sapori si sposano molto bene anche con i profumi che si sentono al calice. Come dire, ha un certo invecchiamento? No, non è, ha un invecchiamento in vasca in realtà, è un vino rosso qui della nostra zona che è molto giovane, che è bello bevuto così fresco. Sì, molto bevareccio. Esatto. Sì. Da far festa proprio alla fine. Sì. Beh, siamo nella terra del prosecco, quindi anche i rossi qui sono belli freschi, giovani. Anche perché tu mi insegni, avendo un vino così fresco, leggero, profumato, con i suoi profumi che ci onorano alla pasta e fagioli, sai che davanti a un vino così ovviamente si può bere, caro Bruno, tu sai che si può bere qualche bicchiere in più. Esatto. E quindi poi dopodiché cosa senti? Senti nelle papille gustative questa armonia tra la pasta e fagioli e sto vino che ti nebbia. Ma guarda, mi sono convinto, penso anche a te, sono convinto che le femmine a casa le esadrio preparare tutta sta roba certo, e le spetta, e anzi ti riceverà delle telefonate che gli vuole il vino. Certo, devi dire dove è situata questa bella cantina. Certo, allora noi siamo alla cantina Le Manzane, quindi siamo a San Pietro di Feletto, sotto il muro di Ca del Poggio, siamo un'azienda di famiglia, lo si vede anche in questa etichetta, in cui questa sono io, questa qui, questo è papà Ernesto, mamma Silvana e mio fratello Marco. Della serie Se noi isemati noi voemo. Esatto, ci vogliamo mettere proprio la faccia anche nelle nostre etichette. Stupendo, stupendo. Bene, cosa dici? Noi oggi abbiamo rappresentato il primo piatto di fagioli, abbiamo avuto la grazia di Dio di Anna. Più che onore la grazia di Dio di avere Anna qui con noi e possiamo
non possiamo altro che salutare i nostri amici e ascoltatori, ringraziare i nostri sostenitori, le Manzane, naturalmente i bibanesi e anche Ruggero, certo, che abbiamo visto poi all'inizio arrivare e portarci questo ben di Dio. certo. E allora vogliamo salutarli. Vuoi cominciare te a salutarli? Niente, io saluto tutti i nostri telespettatori e che dire, seguiteci in queste puntate che verranno trasmesse al sabato. Sotto il muro Dica del Poggio, alle Manzane. vi saluto, Bruno Zanette è qui con voi da adesso in poi, finché non mi manda via. Ciao a tutti, buona domenica! In collaborazione con